Padova è la quarta città italiana per incassi da multe per eccesso di velocità. Nel 2025 gli autovelox hanno portato nelle casse del comune oltre 5 milioni e 700 mila euro. È quanto emerge da un'analisi di Facile.it sui rendiconti pubblicati dalle amministrazioni comunali. Davanti al capoluogo Euganeo si piazzano Firenze con quasi 20 milioni di euro, Bologna con oltre 9 milioni e Milano con quasi 7 milioni. Nella top 10 dei capoluoghi anche altre due città venete, Treviso con quasi 2 milioni e 900 mila euro e Venezia con oltre 2 milioni e 600 mila. Tra i comuni non capoluogo spicca invece Cittadella che supera i 3 milioni e 450 mila euro di incassi. A livello nazionale le multe per eccesso di velocità rappresentano più di un terzo di tutte le sanzioni del codice della strada e hanno fatturato ai comuni oltre 248 milioni di euro. Numeri che confermano quanto il controllo della velocità sia ormai una componente necessaria per la sicurezza stradale, con effetti evidenti anche sui bilanci dei comuni.